L'ipotesi di un hub di profughi al primo ROC di Abano per il momento è congelata. La notizia arriva dal prefetto di Venezia Cutaia, che ieri è stato a Roma alla commissione parlamentare sull'accoglienza. Per il momento non dovrebbero dunque arrivare i migranti ad Abano e a Chioggia. La questione termale comunque sarà portata all'attenzione del ministro Alfano dai parlamentari veneti di Forza Italia. Io al Senato e la collega onorevole Milanato alla Camera abbiamo prestato un'interrogazione al Ministero degli Interni perché evidentemente riteniamo che Abano non debba e non possa diventare sede di questo hub di cui si parla. La protesta di Abano, la protesta del nord-est, la protesta di tutta l'Italia si farà sentire anche con il referendum, perché anche col referendum si dirà di no a questo governo e di no anche a questa forsennata politica dell'immigrazione. Federalberghi Terme però, nonostante la notizia che riguarda il primo ROC, andrà comunque a Roma lunedì, perché non deve essere una sospensione temporanea quella dell'ipotesi di Abano, bensì un no definitivo.